Arrivare a Verona significa anche scoprire i segreti del territorio e a questo un po' ci ha pensato l'agriturismo San Mattia. Siamo sulla collina delle Torricelle, denominata così, della zona dove Giovanni Ederle ha giustamente pensato di far apprezzare a chilometri zero tutto ciò che facesse parte di questa collina. L'agriturismo è diciamo, l'apertura dell'azienda agricola agli ospiti attraverso la ristorazione e attraverso l'ospitalità nelle nostre camere. Attualmente noi abbiamo una ricettività di 30 posti letto unita ad un ristorante dove cuciniamo i nostri prodotti, quindi da qui si parlava appunto del discorso del chilometro zero, e il tutto unito ad una cantina dove abbiamo iniziato da 5 vendemmie a vinificare le nostre uve, e con la produzione di vini tipici veronesi quali Valpolicella, Amarone oppure anche dei bianchi. A gestire l'azienda ci siamo io e mia sorella di 24-25 anni, poi abbiamo un'enologa che è nostra coetanea, in cucina c'è lo chef Fabio Longhi, anche lui di 30 anni, ma diciamo che il collaboratore più anziano ha 35 anni, da qui appunto l'apertura mentale verso nuovi stimoli e verso appunto nuove proposte che stiamo facendo in maniera egregia. Fabio Longhi, quali sono le caratteristiche dei piatti affinché si possano esaltare i prodotti di questo territorio? Fondamentale è la materia prima che scegliamo, che viene tutta dai nostri allevamenti. Abbiamo le anatre, le oche, i polli, i conigli, la verdura dei nostri orti e la frutta, l'olio prodotto da Giovanni e il vino. Il pane lo facciamo fatto in casa con farine biologiche e lievito madre. Già questa è una buona base. E dopo la fantasia del cuoco, ovviamente. Un esempio con le rape rosse che coltiva Giovanni qui a San Mattia. Abbiamo creato un risotto molto bello e colorato con le rape rosse che vengono cotte al vapore, frullate, messe a fine cottura nel risotto. Il risotto viene rosa, fucsia, e sopra serviamo una crema col monte veronese bianca che fa un contrasto molto bello. Il risotto è dolce, con il monte veronese un po' piccante, è squisito. Qui abbiamo una specialità tipica di Verona. Si chiama tastasal perché prima di essere insaccato le donne assaggiavano l'impasto della concia e dicevano se andava bene di sale. Si soffrigge con il burro e l'aglio, il tastasal si fa cuocere lentamente, si aggiunge al riso che nel frattempo sta cuocendo con il brodo di gallina. A cottura ultimata si aggiunge burro, grana e cannella. Si copre con uno straccio, si lascia 2 minuti riposare e poi si serve caldo. È uno dei piatti simbolo della cucina veronese, della bassa veronese. Silvia Barattella e Giovanni Ederle. Nasce Giovanni Ederle, il marchio è una bottiglia di vino. Nasce proprio per gioco, perché Giovanni aveva solo 18 anni quando ha deciso da solo di ripristinare la viticoltura qua in collina. Il suo obiettivo iniziale era quello di avere, avendo l'agriturismo, 2 prodotti, un bianco e un rosso da servire ai suoi ospiti e che magari potevano anche portarsi a casa. Oggi abbiamo 6 referenze, quindi 3 rossi e 3 bianchi più un amarone. Io sono un tecnico, qualcuno piace definire gli enologi gli scienziati del vino. Nel momento in cui un vino che è ancora sconosciuto, un'etichetta che magari non hai mai visto, la assaggi magari per caso, magari perché qualcuno te l'ha consigliata, se ti suscita curiosità credo di aver ottenuto l'obiettivo che cercavo. Noi non usiamo la barrique, mi piacciono i legni grandi, quindi le grandi dimensioni e i volumi quindi che ci danno più soddisfazione sono quelli. I nostri sono vini che hanno una personalità e un carattere che
che conquista, quindi io veramente invito tutti a provarli, ma soprattutto a conoscere quello che siamo e che facciamo. Noi abbiamo un sito internet che è sempre aggiornato e che seguiamo, che è www.sammattia.it, dove trovate informazioni sia sull'agriturismo che sulla cantina e sugli eventi che organizziamo proprio qui in agriturismo. Il sogno in futuro è di incrementare la nostra attività, nel senso di poterci specializzare ulteriormente sulla produzione di vini particolari. Venite da San Mattia perché? Per provare San Mattia e i nostri vini e godere un'esperienza, credo, unica in questa zona così vicina a Verona. Nuovo episodio di Fiere e dintorni, sono 47 gli anni che contraddistinguono questa kermesse fieristica, il suo nome è Marmomac, sono ben 1400 le aziende che espongono all'interno di un contesto espositivo formato da ben 11 padiglioni con quello che è il mondo del marmo, dei graniti, delle macchine che lavorano queste pietre naturali, di tutto ciò che rappresenta la tecnologia e la formazione in questo ambito. Insomma, ce ne sono delle belle da scoprire, tutto insieme ad un mix che fa del design, della progettazione delle idee davvero una sintesi perfetta di questo settore, e noi entriamo a scoprirne il segreto, perché questo è il Marmomac 2012 e questo è Verona Fiere, nella città che rappresenta il distretto del marmo. Noi ve la mostriamo così, amplificando il mondo al cubo. Alla Fiera di Verona dal 26 al 29 settembre va di scena la 47esima edizione del Marmomac, la manifestazione di riferimento per tutta la filiera della pietra naturale, sempre più a misura del business internazionale. Oltre 1400 gli espositori provenienti da 57 paesi. Marmomac 2012 si conferma la più importante rassegna internazionale dedicata alla pietra naturale, dai blocchi grezzi ai prodotti finiti, dalle macchine e le tecnologie di lavorazione fino al mondo della cultura litica, legato al design e all'architettura. Arriviamo all'interno della Breton SPA, che in maniera semplice e veloce è riuscita a creare macchinari che creassero efficienza e maggior produttività per le aziende. Signor Augusto Suppi. Breton è un'azienda familiare che ha una forte presenza sui mercati di tutto il mondo e che ha un grande ascolto di quello che vogliono i clienti, di quello che ci consigliano, di quello che ci suggeriscono. E questo dà un grande impulso all'azienda, anche grazie al fatto che si tratta di un'azienda familiare
dove i due soci, i due fratelli Toncelli, che sono i proprietari dell'azienda, si concentrano sulla loro attività aziendale e quindi danno un grande impulso e permettono di procedere rapidamente nello sviluppo di nuovi prodotti necessari ai nostri clienti. La maggior parte dei prodotti che noi abbiamo sviluppato, progettato e vendiamo sono stati progettati da noi. Alcuni prodotti sono stati invece acquistati come tecnologia. Per esempio qui abbiamo una macchina che si chiama Multifilo, che è frutto dell'acquisto di una linea di business di un'azienda italiana che era a sua volta leader mondiale in questo settore e che abbiamo integrato nella nostra gamma di prodotti. E quindi in poco tempo siamo stati in grado di dare una ottima risposta ai nostri clienti. In questo caso la multifilo con filo diamantato, che cosa agevola per l'imprenditore, l'industria nella lavorazione? Taglia un blocco di granito in pochissimo tempo, molto velocemente, molto efficacemente, e quindi permette di ridurre gli stock intermedi all'interno del processo di produzione della lastra lucida. Signor Suppi, ma la Breton ha pensato anche a dare la possibilità di creare con la macchina qualcosa di artistico, con un valore altamente qualitativo dal punto di vista dell'immagine. Queste sono macchine che permettono di programmare dei lavori artistici complessi come questi e quindi di farli fare a degli ingegneri invece che a degli artisti, che sono estremamente difficili da trovare e in tempi molto brevi. Copriamo l'intera gamma delle esigenze dei possibili clienti che vogliono lavorare nel campo della pietra, e tutto questo avendo relazione con una sola azienda, con un solo partner, che è in grado anche di attrezzarsi con dei centri di assistenza nel mondo, perché il nostro mercato è il mondo. La Breton fabbrica gli impianti e la tecnologia per fare queste grandi lastre. Queste sono lastre che sono larghe 2,10 metri x 3,60 m, quindi molto grande, fabbricate utilizzando del quarzo macinato, quindi un materiale molto duro, con una durezza 8 dove nella scala il massimo è 10, che è il diamante. Queste pietre di quarzo sono legate grazie ad una resina che noi chiamiamo biolenica, che è ricavata in gran parte da semi di lino. Ecco, quindi qui la naturalezza. Esattamente, esattamente. L'utilizzo più tipico è quello del piano da cucina. Sono perfettamente adatte per fare il piano da cucina perché non assorbono, quindi non sono soggette a impregnarsi di tutto quello che si usa nella cucina e non vengono attaccate dagli acidi, quindi il limone, l'aceto, queste cose che si usano in cucina. Sono ottime, lei ci può lavorare sopra, non si graffiano e contemporaneamente sono abbastanza resistenti da poterle fabbricare in spessori sottili e quindi maneggevoli anche da portare a casa, da salire se non c'è un ascensore, per salire in un appartamento. Come si muoverà il mercato futuro per la Breton SpA insieme a tutte queste componenti essenziali? Si sta muovendo nella direzione di un servizio sempre più di livello più alto, sempre più rapido, sempre più pronto, perché mano a mano che queste tecnologie diventano più mature, ovviamente il servizio diventa sempre più determinante. www.breton.it There was a game we used to play. We would hit the tower.
Monica Berti è una delle titolari insieme a altri 4 componenti. Che cosa ha determinato e soprattutto che cos'è Berti SRL in questo settore? La nostra storia si apre nel 62 con un'azienda che però costruisce strade e che non ha niente a che vedere con la pietra serena. Negli anni 80 invece si diversifica nel settore della pietra serena, investendo appunto in alcune cave di pietra serena. Da qui nasce la nostra storia, che ancora sta durando, quindi siamo orgogliosi di questo, e i nostri prodotti, quelli che vedete, sono il risultato di lavorazione, di staff, di un'organizzazione abbastanza complessa. Quanto è importante la competenza, la professionalità, ma anche la passione per il proprio lavoro affinché si determini un prodotto eccellente? Beh, è indispensabile, nel senso che comunque la ricerca deve comunque proseguire. Noi puntiamo molto sulla qualità dei nostri prodotti per poter dare come prodotto finale, intanto non dico la perfezione, ma ottimizzare ovviamente un prodotto che possa essere gradevole sul mercato. Noi, essendo ancora legati alle strade, perché esiste la nostra impresa di costruzioni stradali come Berti Sisto SpA, ovviamente facciamo ristrutturazione dei centri storici. Questo è un po' il fiore all'occhiello della nostra azienda. Poi, siccome le cave sono di proprietà, lavoriamo dal blocco alla lastra al prodotto finito, quindi alla pavimentazione o rivestimento, e questi prodotti vengono messi sul mercato, tutti. Come è cambiato nel tempo il mercato e la richiesta del mercato stesso? Chiaramente rispondiamo più che un'offerta a una domanda. Questo vuol dire che dobbiamo seguire un mercato ben preciso che non viene dettato da noi. Ci orientiamo verso l'estero perché in questo momento è importante esportare, però noi rimaniamo molto legati al nostro territorio. Dove arriverà la Berti, visto facciamo una previsione futura? Ma la previsione è quella di poter aumentare l'esportazione e mantenere comunque sul mercato la nostra tradizione, che è quella appunto di ristrutturare, di pavimentare, come stiamo facendo via Tornabuoni a Firenze. www.bertisisto.com. Da un'esigenza nasce un'idea, da un'idea un progetto. Da un progetto possono nascere 1000 realizzazioni, ma per noi solo una è quella giusta. La perfetta sintesi tra una soluzione artigianale ed una tecnologica ha un solo nome: Progetto Arredo. I migliori artigiani, designer ed architetti per ogni specifica esigenza di arredamenti su misura. Ricerca estetica e funzionalità per progettazione di interni chiavi in mano, realizzazione e montaggio. Progetto Arredo è a Montesilvano in via Fosso Foreste 8. progettarredo.it. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. Incontriamo un'azienda che è la Balfin con Francesco Ballardin, titolare, un'azienda giovane, un'azienda che si costituisce da un'esperienza pluriennale in questo settore. Che cos'è la Balfin, signor Francesco, e soprattutto che cosa esprime in questo mercato? Dunque la Balfin, come diceva lei, nasce appunto da un'esperienza trentennale di 2 aziende leader nel settore, soprattutto nasciamo come estrattori, produttori e commercianti di ardesia italiana. E appunto abbiamo costituito la Balfin proprio per avere una sorta di dinamicità ed essere anche più flessibili sul mercato e proporre anche nuovi materiali quali limestone, quarziti, marmi, graniti eccetera.
Questo per dare più servizi comunque ai nostri clienti e proporre non solo un materiale ma essere, diciamo, più competitivi nella varietà. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears and know my call despite my faults and despite my growing. Partiamo dall'estrazione, quindi dalla cava e dalla montagna direttamente, e tramite dei procedimenti che sono poi la segagione o lo spacco, perché ci sono alcuni materiali che si prestano più a un determinato tipo di lavorazione piuttosto che a un altro, dalla quale poi noi ricaviamo tutte le pietre che occorrono per i pavimenti, i rivestimenti, la strame, eccetera. Tutto questo avviene cercando di non alterare quello che è la superficie naturale della pietra. Questo per assicurare comunque ai nostri clienti che la pietra che noi trattiamo è assolutamente naturale in tutte le sue fasi. Noi appunto, come dicevo, ci approvvigioniamo direttamente dalle migliori cave, cerchiamo di fare una selezione dei materiali in modo da discostarci un po' da quello che sono poi diciamo la produzione di massa eccetera. Quindi cerchiamo di assicurare un certo tipo di qualità al nostro prodotto. Chiaramente perché poi sono prodotti che comunque hanno anche le nostre aziende concorrenti, noi cerchiamo di trovare quella particolarità che ci possa distinguere. Noi appunto cerchiamo di essere molto dinamici e flessibili, cerchiamo di avere sempre un occhio sul panorama internazionale delle pietre, tutto ciò che può offrire il mercato, e cerchiamo di essere aggiornati, cerchiamo di rispondere alle richieste dei nostri clienti comunque in maniera, diciamo, dinamica e veloce, anche perché molte volte molte forniture, molti progetti si giocano proprio sulla prontezza di risposta e non tanto poi sul prezzo. Chiaramente poi il prezzo è basilare, soprattutto se andiamo a parlare di progetti di grossa entità dove si consumano volumi di materiale. Noi siamo in Liguria, alle spalle di Genova, nella regione della Val Fontana Buona, che è una regione rinomata proprio per l'estrazione dell'ardesia, dove ci sono anche le nostre cave e gli uffici e magazzini. www.balfinstone.com. In questo mondo di marmi, di pietra naturale, servono macchinari, e per i macchinari serve la componentistica, una componentistica di qualità, e a questo pensa Atim Morganti. Si richiede una qualità sempre migliore perché i tempi si cambiano e quindi si deve evolvere con il procedere della tecnica. Ormai noi da 60 anni l'esperienza è stata acquisita a Carrara, perché abbiamo una filiale anche in Carrara dove c'è la costruzione di macchine da marmo come qua in Verona. Che cosa richiedono i componenti per questi macchinari per essere definiti eccellenti? Qual è la loro caratteristica di successo? La loro caratteristica di successo è la costanza nel tempo, la serietà dei produttori, dei materiali che siano giustamente validi per l'uso che ne devono essere fatti, perché poi dopo in definitiva deve essere questo, in special modo per la lavorazione della pietra, che è un settore molto critico e usurante per la componentistica, è importante sia materiali ottimi per poter contare nel tempo.
la resa della componentistica si è migliorata con l'esperienza nel tempo, dai difetti che vengono via via evidenziati, ricontrollati, modificati le geometrie, le varie componentistiche necessarie. Poi l'importante è avere anche dei partner, dei brand molto importanti come nel caso di SKF o Bonfiglioli Riduttori, che ci possono dare dei supporti tecnici da trasferire al mercato. Sono tanti marchi nostri, comunque i più importanti, come ho detto prima, sono SKF Cuscinetti, che è un marchio leader a livello internazionale e mondiale, anzi. Poi abbiamo Bonfiglioli Riduttori, abbiamo sia nel campo dell'ingranaggeria la Bea Ingranaggi, SIT Trasmissioni Italiane, insomma sono tanti marchi con cui collaboriamo. Come è cambiato il mercato delle componentistiche, tra l'altro il mercato del marmo? Ma oggi si è evoluto, si è tecnicizzato molto di più rispetto a prima era un mercato molto più artigianale, oggi ormai le macchine sono tutte a controllo numerico, quindi non c'è più bisogno solamente di meccanica ma anche di elettronica e di competenza tecnica per poter gestire questo prodotto. Scegliete Ati Morganti perché? Perché c'è competenza, serietà e tecnica. www.atimorganti.it. Il nostro percorso all'interno di questa esposizione dedicata alle pietre naturali si sofferma all'interno della Favorita SPA con il direttore commerciale Stefano Dalbonin. Il titolare Giovanni Corterno ha creduto anni fa nell'onice, è partito da solo in America vedendo che i colori venivano apprezzati, che c'erano delle applicazioni in certi progetti, e ha investito denaro, sforzi, viaggi a cave, portando i migliori onici che ci sono ora al mondo e facendo della Favorita punto di riferimento per quello che è l'onice a livello mondiale. L'onice è una materia leggera, una materia viva, è una materia esclusiva e ha un prezzo per gente che vuole qualcosa di esclusivo. Oggi non è più sufficiente avere qualche onice, noi ne abbiamo più di 30, abbiamo diversi colori, abbiamo delle taglie che altra gente non può offrire, perché noi siamo molto esigenti e i nostri clienti pretendono da noi una certa qualità. Siamo felici perché oggi, quando si parla di Favorita, si parla di onici e non solo, si parla anche di graniti, di marmi, ma l'onice sicuramente è quello che ci sta dando una grande soddisfazione. Oggi la Favorita deve essere un'azienda globale, deve servire tutti i mercati, deve fare tutte le fiere, perché è determinante che qualsiasi cliente, anche i clienti più distanti come può essere in Australia, abbiano la fiducia che la Favorita c'è e che se ci sono dei problemi c'è uno staff pronto, che è stato preparato, che può intervenire in qualsiasi momento, sia a risolvere i problemi immediatamente, ma anche a dare un'offerta che è concorrenziale rispetto a tutti. Siamo partiti
aggredire soprattutto un mercato negli anni scorsi che ci offriva molto, che è l'America, ed è ancora un mercato di riferimento. Non abbiamo abbandonato i vecchi mercati che facevamo, la Germania, l'Inghilterra, abbiamo avuto la possibilità di fare una fabbrica in Brasile, a Vittoria. Quest'anno siamo riusciti anche a penetrare dei mercati come l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Indonesia, e dopo un anno di viaggi, di marketing, abbiamo raccolto i primi frutti proprio durante questa fiera, vendendo dei materiali di alto livello, prendendo confidenza con i clienti, e posso dire che ci stiamo togliendo veramente delle grandi soddisfazioni. www.granitifavorite.com. All'interno di questo Marmomac incontriamo un'azienda leader che è la Testi Group, un'azienda che ha fatto del marmo il suo elemento di successo da oltre 70 anni, con il direttore commerciale Italia ed Estero, signor Thomas Brolin. Uno dei successi dell'azienda, una delle ricette forse è stato di sempre diversificare, cioè, l'azienda ha sempre creduto anzitutto del Made in Italy, ma proprio l'artigianato alto di gamma, ma anche della qualità anche del prodotto industriale, progetti lavorati, fatti con cura e anzitutto con un'attenzione al dettaglio. Quali sono i settori in cui ad oggi la Testi Group opera in maniera eccellente? L'azienda è stata condivisa in 5 aziende oggi operativi, di quali ognuno ha una sua specialità, si potrebbe dire, che sono anche un po', si integra anche uno con l'altro. Perciò noi facciamo sia semilavorati, forniamo distributori in tutto il mondo di lastre 2 cm, 3 cm, come forniamo anche lavorati o cut size, come si dice, sia imprese di edilizia sia a piccoli posatori, come facciamo anche prodotti di design, tipo lavoriamo con la Floss, lavoriamo con altre aziende anche di nicchia. La Testi Group è un'azienda che riesce sempre a dare risposta ad una domanda dinamica di un mercato in continua evoluzione. Quali sono le caratteristiche che consentono all'azienda questa capacità? Da 10 anni a questa parte siamo operativi anche sul mercato brasiliano, che è stata una scelta non per ridurre i costi e nemmeno per cercare di togliere lavoro dall'Italia, ma semplicemente per anticipare delle esigenze del mercato americano e per non perdere quote di quel mercato lì. E l'abbiamo visto che nonostante prendere l'azienda in Brasile abbiamo mantenuto la quota, anzi le abbiamo forse aumentato un po' le quote verso quel mercato lì, ma non abbiamo per quello tolto il lavoro dall'Italia. Cosa succederà nel futuro del mercato del marmo e nel futuro della Testi Group? Noi ci crediamo nel Made in Italy e probabilmente il nostro futuro è sempre puntare sempre più sul prodotto finito. Architetto Tobias Scarpa, ci ha pensato lei a riportare alla natura diciamo, la sua caratteristica anche come disegno all'interno di una linea di prodotto qui del gruppo Testi. Il cuore prezioso della terra è semplicemente perché ogni cosa che noi usiamo la andiamo a prelevare dalla terra. Il fatto che attraverso la razionalità e il linguaggio pensiamo di aver inventato noi le cose, ecco, questo è un errore che noi stiamo facendo costantemente e che ci mette in una condizione di superbia che andrebbe rivisitata quantomeno e ridotta almeno un pochino.
messo la lampada della Floss che io ho disegnato 50 anni fa quasi. Questa lampada qua mi ha rubato un po', come si può dire, la vita, nel senso che dall'epoca che l'ho disegnata, c'era una ragione diciamo di stimolo, quindi era venuta l'idea. Ridisegnare una cosa, quando diventa un atto puramente formale io non sono capace, ho dovuto trovare una ragione. Ecco perché l'utilizzo degli scarti. Se io mi metto a cercare le cose più belle che vengono buttate perché ormai insignificanti al processo di esecuzione, e io lo raccolgo e lo riutilizzo, da cui il mondo di Dolittle. La lampada stessa, questa lampada, viene da uno scarto. Ora, non vuole essere niente di eccezionale, ci sono tutti che stanno facendo oggetti, eccetera. È nell'animo dell'azienda di avere la possibilità di presentarsi sul mercato. E quindi questi oggetti, solo che questi animaletti li abbiamo disegnati con la curva che emerge dal rapporto aureo. Che quindi è un po' la curva che descrive tutto. Era una specie di rimando di fare come l'Urobus che si ciuccia la coda per essere il principio e la fine di ogni cosa. Dovremmo riappoggiarci all'idea della sacralità della natura e quindi di rispettarla nella misura in cui questo sentimento è forte. Vincerà questo secondo lei? Questo sentimento? E se non vince saremo costretti. Potresti è perfezione nella pietra naturale. Il percorso è stato lungo, ma noi siamo riusciti a coglierne le eccellenze. È davvero un mondo fantastico, quello rappresentato dal mercato lapideo. È un mondo che è in continua espansione, l'internazionalizzazione la fa per la maggiore, le aziende sono davvero pronte a raffrontarsi con un mercato globale, quindi noi vi rimandiamo alla prossima edizione, l'edizione 2013, direttamente qui da Verona Fiere. Questo è il Marmomac che vi saluta così, con noi che amplifichiamo sempre per voi nel mondo del marmo, il mondo al cubo.